È la prima volta che faccio un'intervista a tre, ma c'è un motivo, cari amici di Miss Topolini, perché in questa ottava edizione siamo diventati internazionali per eccellenza, perché abbiamo una candidata, un aspirante al titolo di origine brasiliana che parla solo il brasiliano, e quindi la necessità di avere il traduttore in tempo proprio reale. Va bene, allora, aspirante Miss numero 10. 10. Ok, nome? Alexandre. Alexandre, scusate la mia. Allora, quanti anni hai? 22, giusto? Vedi? Vedi, bene. Allora, siamo proprio curiosi perché si è iscritta a Miss Topolini, insomma, come mai? Per curiosità e perché pensa di avere i requisiti necessari per candidarsi e possibilmente per vincere. Ok, giusto, giusto. Allora, il suo sogno nel cassetto glielo chiediamo? Essere una modella. Quindi sembra che l'intervista la stiamo facendo a lui. Vuole fare la modella, ho capito. Bene, lei è anche un grande amante della musica, sai, in Brasile hanno questo grande spiccato senso del ritmo. Gli chiediamo qual è la sua cantante preferita. Ele quer saber o nome da sua cantora. Che você gosta mais? Cláudia Leite. Cláudia Leite. È un'artista brasiliana. Sì, è un'artista brasiliana. Ma io so che ti piace anche Beyoncé. Vedi. Va bene, senti, abbiamo già detto qual è il suo... Ha un sogno nel cassetto, l'abbiamo già detto, quindi speriamo che si diverta. Ha mai avuto esperienze nel settore della moda? Se você tem esperienza na moda? No, primeira vez. Quindi primera esperienza. Benissimo, allora non possiamo che augurare in bocca al lupo, soprattutto che si diverta, insomma, speriamo che si diverta. Ele quer que você tenha um tempo bom e que você vá passar um tempo bom aqui em Trieste e nesta manifestação. Grazie. È claro, ok, in bocca al lupo. Boa sorte.